Hanno fermato l'autocarro al casello di Verona Sud perché era malconcio e con alcune luci fulminate. Doveva essere un controllo di routine, ma la Polizia Stradale e la Guardia di Finanza hanno eseguito il più grande sequestro di droga mai effettuato nella città scaligera. 3 quintali di cocaina. Tutto è iniziato quando l'autista, che avrebbe dovuto trasportare solo materiale idraulico, non è stato in grado di esibire alcun documento di trasporto. A quel punto, ipotizzando si potesse trattare di illeciti economico-finanziari, la Polizia Stradale ha allertato i finanzieri del nucleo operativo, una sinergia fondamentale tra polizia e Baschi Verdi. Una strategia mirata a potenziare i controlli in ambito autostradale, ma soprattutto a far intervenire la Guardia di Finanza in tutti quei casi in cui ci sono sospetti di evasione fiscale, falsa fatturazione, lavoro in nero. L'autocarro è stato così controllato e tra lavandini, VC e articoli da bagno sono saltati fuori diversi scatoloni. All'interno c'erano 300 panetti simili a mattonelle sigillati con del nylon. In totale 355 kg di cocaina purissima. Diciamo che una stima sicuramente per difetto e non per eccesso credo possa attestarsi ad almeno, e sottolineo almeno, 35 milioni di euro. L'autista quarantenne con precedenti per droga è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e condotto subito presso la casa circondariale di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Indagini serrate ora per accertare da dove l'autocarro provenisse e dove stava portando la droga. Gli investigatori pensano fosse destinato ad un mercato più ampio rispetto a quello scaligero. Il territorio veronese si conferma snodo strategico dei traffici illeciti. Verona è un centro nevralgico perché ricordiamo che tutta la merce che passa da est a ovest e viceversa e da nord a sud, soprattutto verso il Brennero, fa di Verona uno degli snodi autostradali più importanti dell'intero paese.